Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare. Siamo arrivati alla 32esima edizione del premio letterario Giuseppe Acerbi, quest'anno dedicato alla letteratura e alla cultura albanese. In questi 3 mesi i lettori hanno avuto la possibilità di leggere 3 romanzi in concorso, che qui vedete nelle diverse copertine: Flama di Tom Cook, Volevo essere Madame Bovary di Ibrahimi e il terzo, La piramide degli spiriti di Virgil Mugi. 3 romanzi molto diversi che ci offrono un panorama ampio della cultura albanese del giorni nostri, che spaziano appunto dal tema del ruolo della donna alle culture, alle tradizioni popolari, fino a tematiche molto attuali di carattere economico e politico. Ad arricchire questo contesto vedremo oggi nel vivo di scoprire chi sarà il vincitore di questi 3 romanzi, dicevo così diversi e così interessanti. Si esprimeranno sia la giuria popolare che la giuria scientifica e vedremo tra poco l'esito della votazione. È un momento fondamentale nel nostro panorama culturale, peraltro attira molti visitatori e molta attenzione anche al di fuori della nostra provincia, quindi siamo naturalmente sempre contenti quando c'è l'opportunità di festeggiare in questa circostanza. Va ricordato che è un premio letterario che vuole contribuire a favorire il dialogo tra diverse culture e diversi popoli, quindi quel che oggi viene definito lo stendere ponti e abbattere muri. Ecco, una cosa che assume importanza capitale anno dopo anno, quindi ci auguriamo che possa proseguire e continuare nella sua funzione fondamentale. Il funzionario che fa la pratica del visto invece non pensa sia solo una questione di meritocrazia. Lassù qualcuno ti ama, le dice freddo. Lei inizialmente pensa che si riferisca a Dio. Continua a essere atea, ma se questo è un segnale, allora proverò a cambiare idea. Un viaggio nel tempo dal quale alla fine, ancora una volta, è costretta a fuggire. Vinto la 32esima edizione del premio Acerbi quest'anno 2024, Anita Immagini per Volevo essere pagata. Il panorama del pomeriggio si arricchisce con un premio speciale, il premio per la poesia a Ghesim Haidari, una degli esponenti più importanti della poetica albanese contemporanea, uno scrittore che ha messo in luce e ha denunciato il problema tra appunto poesia, tra letteratura e politica. Se vedi deserti, crescono sulla mia pelle, se vedi lampi, entrano nella mia carne, se vedi assassini, vivono intorno al mio cuore. Non sono stato mai così meravigliato di me stesso. Ringrazio l'amministrazione comunale e questa edizione è particolare perché viene dedicato all'Albania, che è un paese ferito, un paese che purtroppo ha fucilato i suoi poeti, ha fucilato una decina di poeti durante il regime comunista di Enver Hoxha, e per me ricevere il premio Giuseppe Acerbi oggi in nome di questi poeti martiri albanesi è un grande omaggio. Dedico questo premio proprio ai poeti martiri albanesi fucilati senza processo durante il regime di Enver Hoxha. Tu chiamale se vuoi emozioni